Prima i 4 giocatori del Burano espulsi che hanno ricevuto un totale di 41 mesi di squalifica, episodio culminato con il ritiro della squadra dal campionato di terza categoria. Ieri la squalifica di un anno, fino al 25 ottobre 2023, inflitta dal giudice sportivo a un giocatore del Prerestina, reo di aver colpito il direttore di gara con una manata sul volto durante un match di seconda categoria e che per questo dovrà star fuori dai campi di calcio. Episodi che cominciano ad essere un po' troppi e hanno spinto il presidente del Comitato Veneto della Federazione Italiana Gioco Calcio, il mestrino Giuseppe Beppi Ruzza, a proporre un accorato appello alla pacificazione. Purtroppo alcuni fatti, soprattutto accaduti negli ultimi tempi, ci fanno un po' ricredere su questo, e su questo dobbiamo lavorare tanto. Dobbiamo lavorare perché a prevalere sia la passione, la condivisione, il rispetto e la voglia di inclusione. I nostri campi devono essere per tutti, per i bravi e per i meno bravi. Il presidente Ruzza elogia la classe arbitrale e lancia una sfida. Una volta che noi riusciremo ad applaudire l'arbitro, vuol dire che avremo fatto un vero salto di qualità. E l'ultima cosa, permettetemelo, lo dico sempre, lo ripeto all'infinito e lo ripeterò ancora, insegniamo tutti alla gentilezza. La gentilezza è un sentimento che non costa nulla ma che paga molto. Basta pensare che ad ogni gesto di gentilezza viene corrisposto un grazie o un sorriso.